cari miei direttori, io vi lascio un po' la palla in questo momento perché voi farete un po' di domande ai nostri naufraghi, una specie di voce dei vostri lettori. Insomma, i lettori so che vi fanno tante domande e quindi, insomma, stasera sono qui, sono tutti qui, quindi possono rispondere a tutti i vostri quesiti. Alfonso comincia con la prima domanda. Allora, la prima domanda è per Miriana Trevisan. Buonasera. Ciao, buonasera. Ciao. Buonasera. Dunque, tanti lettori ci scrivono, soprattutto dopo l'intervista che proprio quest'oggi è apparsa su Chi da Nicola Canonico, dove lui dice, beh, per fortuna che le telecamere non hanno inquadrato proprio tutto. Io da galantuomo non posso dire di più, però vi assicuro che la Trevisan ha un bel corpo. Grazie. Allora, volevo capire che cosa è successo a telecamere spente, cioè i lettori vogliono capire se è successo qualche cosa tra di voi veramente E oppure neanche no. tanto spente, mi permetto di dire. Prego. Che cosa è successo? Ci siamo tenuti Ci siamo tenuti caldo. Vabbè, è la verità, ha fatto freddo in questi Infatti anche lei ha detto che sono un termosifone. È un termosifone vivente, ve lo posso garantire. Ci siamo abbracciati, ci siamo coccolati, è la Poi verità. Però non siamo andati al è di là di finito lì, questo, non se mi siete volete andati credere oltre. bene, perché avevamo veramente troppo fame e freddo, quindi... Ora, poi ho perso una scommessa e quindi non si sa adesso cosa succederà. C'è una Anche scommessa. voi. Anche loro, ho capito. Ma adesso vi Che frequenterete? scommessa oppure era? no? Era una scommessa, lo sai che non mi ricordo perché, però l'ho persa. Qual era? Vabbè, era qualche nomination comunque, non mi ricordo. Sì, vabbè. La scommessa me la ricordo. Dilla tu. Beh, io dicevo che lei aveva buone potenzialità di vincere con Cristiano. Ah, sì. E poi che cosa ho vinto? Hai vinto 2 giorni a casa tua col camino, perché noi parlavamo di mangiare, di cibo, ti cucinerò io. E la penitenza, visto che lei l'ha persa, qual è stata? La penitenza, no, non c'è stata una penitenza, avrei dovuto cucinare io, viceversa, a casa mia. No, niente, non c'è stata penitenza. Lei è una burbina! O Non no? la conta giusta. Secondo te? Secondo me. Va bene. Sandro? Io a Nicola Canonico ha colpito molto una frase che tu hai detto quando salutavi la mamma che partiva dall'isola. Tu le hai detto: adesso non sentirò più la fame perché mi sono nutrito di te. Siccome proprio in quel periodo c'era un grande dibattito in televisione sui bamboccioni, cioè quei ragazzi che a 30 anni non se ne vogliono andare di casa, e qui insomma eri proprio un po' il simbolo dei bamboccioni. Ma ti sei reso conto di quello che hai detto? Ma forse, direttore, proprio al contrario, nel senso che io vivo da solo da 5 anni, non vivo ad Avella, vivo comunque a Roma, quindi il distacco con un proprio genitore si sente, insomma. Per me i valori umani sono molto forti, la mia famiglia è molto semplice, quindi i miei li vedo una volta al mese. E soprattutto ho apprezzato molto la forza di questa donna, insomma, una donna che non ha mai preso l'aereo per abbracciare un figlio, ha affrontato 20 ore di volo, ha combattuto e mi ha dato una grande forza, quindi insomma era il minimo che io potesse dirle. Insomma, penso che qualsiasi madre, qualsiasi figlio in quel momento era il massimo che potessi avrebbero fatto la stessa cosa. Quindi, non insomma, credo, mi sembra un po' che hai detto una frase molto forte, non hai ma detto insomma il mi minimo. sono nutrita del suo affetto, perché in quel momento mi ha dato una grande forza, insomma c'è grande sofferenza, vivi comunque con delle persone che hai conosciuto da poco, quindi avere una forza sarebbe stata anche quella di un amico, sarebbe stato quello anche di una persona cara. In quel momento è stata mia madre, quindi l'ho apprezzato molto e insomma lo direi mille volte, insomma. Ok. Bravo.